buonasera. Come sempre abbiamo presentato il nostro ospite nel corso del telegiornale. È con noi Elio De Anna, gli dico tutti i referati che ha: assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. Manca la sanità, essendo un medico, ma di solito cosa mettono gli infermieri quando bisogna scegliere? No, io credo che la scelta ultima del Presidente Tondo sia stata una scelta politica, oltretutto molto forte, sia per il territorio, l'ospedale di Pordenone, ma non solo di Pordenone, anche di Trieste, di Udine. C'è questa nuova prospettiva che lo Stato sganci per l'edilizia 100 milioni, che potrebbe mettere in sicurezza un lotto dell'ospedale di Udine e anche rilanciare Trieste, che è un po' più in là per quanto riguarda. E la scelta politica di mettere, secondo me, Luca Ciriani non è solo una scelta per il nuovo ospedale di Pordenone, perché Luca Ciriani è il vicepresidente. Devo avvertire che noi interrompiamo, sì. in questa trasmissione. Allora, durante il telegiornale abbiamo parlato a lungo e in largo di cultura, ma restava una coda sui teatri, mi pare, che sono centri di spesa piuttosto importanti. Guardi, io le do alcuni dati alle amiche e agli amici telespettatori. Teatro Verdi di Trieste, più o meno 2 milioni e mezzo di euro, sono 5 miliardi di vecchie lire. All'anno? All'anno, quest'anno un po' di meno perché arriveranno all'82,5% più un milione rispetto che la Regione dà per ripianare il mutuo? per 20 anni. Insomma, non aggiungiamo, non male. Per completezza di informazione. Ma è così, allora voglio dire... Quanti dipendenti? Io credo che i dipendenti sfiorino le 400 unità tra quelli precari e non precari. Tenete presente che il Verdi ha un'orchestra, un coro e poi tutta una serie di dipendenti che lavorano, pagano anche tanti stipendi, forse 9 pagano anche IRPEF, pagano anche IVA che resta al 92,5% nella nostra regione. Quindi voglio dire, ma non è che sia diverso. Se lei guarda l'Udinese, Giovanni da Udine riceve 900.000 euro, che è 1,8 miliardi, il Teatro di Pordenone riceve... Solo dalla regione, 8, poi c'è la solo provincia dalla e poi regione, c'è il comune. sì. Che dà. Quindi voglio dire, questi organismi primari sono chiamati organismi primari che nella nuova legge della cultura io prevedo chi per me... Spieghiamo che di primario c'è anche un aneddoto che ci stava raccontando. Uno spettacolo da 200.000 euro per 500 spettatori vuol dire che costa il biglietto alla comunità 400 euro. È il caso di metterli tutti su un vagone ferroviario e di mandarli a Milano. Questo è io ho detto questo. Vede, oggi i sovrintendenti, non tutti, dei teatri... Di lievi? Parliamo di ma lievi. Facciamo un esempio. È scaduto è sovrintendente ed è stato anche regista del teatro. Allora, io tra l'altro non lo conosco e quindi non è che voglio... Però Lievi ha fatto 3 produzioni. Una produzione, almeno dati che io ho letto sul giornale, costa 200.000 euro. E gli spettatori alla prima erano 600, di cui sempre le fonti dicono che forse 100-150 erano d'invito. Allora, 200.000 euro mi fanno dire, io Elio De Anna sono casta, perché appartengo alla politica e quindi l'epiteto, l'appellativo che mi viene dato è casta e lo accetto anche se potrei discutere, potrei discutere su questo. Ma uno che costruisce la sua immagine e anche la sua fortuna attraverso una regia, con una produzione, utilizzando i soldi pubblici, che cos'è questa persona? È un parassita. No, beh, adesso no, ma io dico, lo accoglierei nello stesso contenitore della casta, ma potrei parlare di un direttore d'orchestra, e abbiamo avuto degli esempi in regione, che comincia a costruire attraverso l'orchestra un CD, un secondo CD, un terzo CD. Il tema di fondo dei teatri è che nessuno disconosce il solo ruolo primario, però devo dire anche qui, direttore, quando i teatri, quelli primari, alludo al Verdi di Trieste, allo Stabile di Trieste e Rossetti, al Giovanni da Udine, al Verdi di Pordenone e al Verdi di Trieste, perché questi sono, poi ritorneremo magari sul concetto di organismi primari, quando hanno capito che c'erano dei tagli sensibili, ed è vero ci sono stati dei tagli sensibili, perché io lo posso certificare, 28% un 28%, forse anche meno, perché probabilmente tiriamo fuori un'altra milionata in una leggina di metà febbraio. Allora, quando hanno capito che andavano sotto, hanno cercato le produzioni locali, cioè quelli che io chiamo le risorse, anche le preziosità locali.
Quando invece sono stati rimessi Cioè, mi i soldi... spieghi bene, quando hanno capito che c'erano meno soldi per vendersi, tra virgolette, meglio sul mercato, hanno deciso di fare affidamento non per vendersi alla sul cultura mercato, locale. sì, non per, le porto due esempi. Ecco. Uno in provincia di Udine, la FVG Mittelweh Orchestra, che abita qui vicino a Tavagnacco, l'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, che alla regione costa una milionata. Costa tra virgolette, impegna una milionata. Sono tutti ragazzi professionisti che suonano, si allenano, come si suol dire, si fanno, posso dirlo, il culo, tra virgolette, no? Quindi, con le ossa. Sì, le ossa. Dire, hanno studiato, sono usciti dai nostri conservatori, quindi hanno funzione pubblica anche delle nostre università della musica, e si guadagnano il pane suonando. Allora il mio ragionamento è, se questa orchestra è di qualità, perché va in giro per l'Italia e anche all'estero, non vedo perché non possa trovare pianta stabile nei nostri teatri. Perché se non è di qualità, la prima cosa da fare è chiuderla. Perché non esiste la possibilità, forse conviene pensare che questi ragazzi, se non sono in grado di suonare, ma non lo sono perché io li conosco molto bene, devono suonare nei nostri teatri. Molto tremontiano, eh? Seconda, Con la cultura non si mangia. Il ragionamento è interessante. Seconda cosa, cito un altro in pordenonese, Scuola Sperimentale dell'Attore, L'Arlecchino Errante, Contin, Merisi, produttore regista. Una compagnia che ha messo la sede come cooperativa, credo, in Lombardia, a Bergamo, ma che porta, mentre noi stiamo parlando, credo siano in Spagna a rappresentare l'Arlecchino Errante in un teatro spagnolo. Allora, mi dite perché questo spettacolo che va in tutto il mondo, e l'Arlecchino ormai è una maschera, una pièce che è internazionale, c'è addirittura un attore che non può essere presente. Provo a sintetizzare, sì. Quando i grossi teatri hanno capito che mancavano le risorse, bravo, hanno fatto riferimento alle realtà locali, per così dire... ingolosendoli. Ho capito. Come il Teatro Stabile Rossetti. E ponendo l'ente pubblico di fronte a una scelta, ma come non finanziate il locale. Ho capito, restiamo sul locale. Fondazione Aquileia, io ricordo una polemica micidiale, ho parlato un attimo fa di casta, la polemica micidiale sua sulle nomine alla Fondazione Aquileia. Tra l'altro lei per Aquileia sta preparando questo forum della pace del 2014, che sarà qualcosa di grandioso. Vabbè, ma comunque questo magari ne parleremo sì. a tempo debito. Com'è questa casta? Allora, guardi, anche qui la ringrazio, perché innanzitutto faccio un piacere, con immenso piacere, scusate, al Presidente Tondo. Lo statuto della Fondazione Aquileia recita così. Per esprimere il Presidente, i soci sono 4 fondatori, il Ministero per i Beni Culturali, la Regione, la Provincia e il Comune di Aquileia, a cui si è aggiunto un altro socio, quello della diocesi di Gorizia, perché Aquileia sì, con la diocesi è provincia di Udine. Sì. Allora, questi 5 soci, fondatori e uno venuto dopo, non c'è un'assemblea. Ogni organismo nomina il proprio rappresentante, questi si riuniscono ed esprimono il Presidente. Però il Presidente viene proposto dalla Regione, che ogni anno mette 2 milioni di euro sulla Fondazione Aquileia, quest'anno un po' meno, 1,6 milioni, perché c'è stato un taglio anche alla Fondazione Aquileia, no? E nell'esprimere il nome deve avere il gradimento del Comune. Se il Comune non dà il gradimento... Il sindaco. Sì, il sindaco, sì. Se il Comune non dà il gradimento, non si può fare il nuovo Presidente. Ma c'è un'ulteriore postilla nello Statuto, che di solito, se lei non riesce a esprimere il Presidente, questo Presidente resta in carica per quanto? 6 mesi, 1 anno? Pro tempore, dai. A vita. Zonin non si può... aveva proposto Zonin anche? Sì, bruciato. Bruciato? Sì. Adesso ne ho proposto un altro, lo scrittore Maurensi, bruciato anche lui. Anche lui, quindi dove finiamo? Noi chiederemo di uscire dalla Fondazione Aquileia, molto probabilmente. Il Presidente si è impegnato anche ad andare a spiegare alla gente, se no andrò io casa per casa, perché o scarella vita o non si può fare il nuovo Presidente. Allora, di solito... chi paga il conto in un ristorante ha diritto almeno a gustare o a ordinare una pietanza, dico. Allora noi non è che vogliamo esprimere ci siamo capiti, ma vorremmo poter esprimere un Presidente per rilanciare. Proviamo a portarla sul ghiaccio, forse no perché mi pare ha dei bei ramponi. Se no
se no, È abituato chiederemo ai di campi cambiare pesanti. lo statuto. Lo statuto si può, come Campi avete fatto al pesanti. comune, Cambiare la lo fondazione Fondi del teatro di europei, Udine ha cambiato ricordo lo la sua statuto. intemerata, ma prima di parlare dell'intemerata che riguardava le rendicontazioni, poi ci dirà a che punto siamo, parliamo di questa cosuccia che sta a Bruxelles, che è la sede della regione. Lì mi dicono ci sono Cinque. 5 dipendenti. 5 dipendenti Rispetto ai 6 di prima. che dovrebbero avere, come dire, un trattamento così un po' Cambiato anche più questo. gratificante. Cambiato Ci anche spieghi questo. com'è e Allora, se funziona soprattutto, perché Quanto costa l'affitto della sede? ecco, sentiamo queste cose. non costa l'affitto della sede, perché la sede di Bruxelles è della regione. È della regione. Quanto è costato l'acquisto? Anzi, bisognerebbe chiederlo a Eli che l'ha comprata lui, sinceramente non lo so. Anzi, la sede di Bruxelles, nella sede di Bruxelles pagano l'affitto, credo, la Stiria e anche la Croazia o la Slovenia no. È un investimento. Allora, a Bruxelles, direttore... Ma parliamo dei dipendenti. Sì. A Bruxelles, direttore, noi abbiamo una coordinatrice che è Luisa Poclen, poi abbiamo 4 dipendenti che abbiamo mandato a Bruxelles, la Viviani che si occupa di cooperazione internazionale. Senza i nomi. Beh, insomma sono 4. Questi 4, insieme alla quinta, viaggiano, come si suol dire, come dice l'amica Petra del presidente Haider prima e Dörfler adesso, Oberauner, dice viaggiano in baide, cioè insieme. Ognuno ha una funzione e si occupa della funzione dell'altro. Vengono periodicamente in regione a relazionare ai nostri dirigenti perché abbiamo messo in piedi una task force dove il compito di questi non è solo monitorare quello che succede in regione. Il risultato è molto semplice. I fondi europei e la strategia che abbiamo messo in atto ci consente di dire che nel prossimo programma Italia-Slovenia la nostra regione è all'interno del programma e viene proposta dal governo italiano, o Italia-Slovenia? Italia-Slovenia, tutto un altro discorso. viene proposta come autorità di gestione. Lei avrà letto anche la polemica sul giornale che nell'Interreg Italia-Croazia che si forma, l'Italia, cioè la nostra regione, non c'era. Bene, io le posso dire che il nostro governo e anche la Diregio, martedì io sarò proprio 29, da Palmandres su, la Diregio ha fatto una proposta di inserire anche il Friuli Venezia Giulia e noi appoggeremo fortemente come autorità di gestione il Veneto. Devo correggere, ma lei è stato più bravo di me. Io ho sempre detto che noi avevamo un braccio di mare che confina con la Croazia ed è vero, anche se c'è una questione, c'è un contenzioso internazionale dove la Slovenia rivendica quel braccio di mare italiano per avere, ma bisogna che ci sia un arbitrato internazionale, quindi noi ancora confiniamo con quel braccio di mare. La Serracchiani, che aveva alimentato questa polemica a proposito del rapporto dei progetti con la Croazia, dice anche che praticamente di fondi europei ne abbiamo spesi pochissimi, su 300 milioni, credo di aver capito bene, solo 190 o 100 e qualcosa, insomma, comunque non li abbiamo spesi. Allora, intanto i fondi europei non sono 300, ma sono 1 miliardo di euro. E parlassi di agricoltura. No. Allora, il miliardo di euro è diviso in 3 settori. Il Fondo Sociale Europeo, la Brandi, sostegno alla formazione, ai giovani, al lavoro. La PAC, Politiche Agricole Comunitarie, 33%, altri 330 milioni. Questi erano. E FESR, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dove vanno dentro di nuovo tutte le direzioni e la parte del leone la fanno le attività produttive. Allora, i soldi della PAC servono sostanzialmente per fare il piano di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia che il collega Violino sta portando avanti e stia pur certo che la situazione, potrei dimostrarglielo perché oggi ho fatto una riunione con tutti i settori in vista di martedì, in difficoltà non c'è solo l'Italia sui fondi europei, in difficoltà ci sono le strategie Italia-Malta, Italia-Francia Marittima, Italia qui stiamo divagando un po', fermi. No, ma per dire, perché queste robe qua sono un po'... sono soldi, sono soldi, no, ma alla gente forse interessa questo, però restiamo sui dipendenti, restiamo sulla nostra zona, sulla regione Friuli Venezia Giulia, perché siamo un po' più interessati, anche più la gente vuole sapere queste cose qua. Bene. 5 dipendenti a Bruxelles, va bene. Dirigenti, abbiamo 214 dirigenti nella regione Friuli Venezia Giulia, ci costano 14 milioni di euro l'anno.
Lei No, anche? non mi risulta che siano 214. Sì, sì. No, Beh, comunque, no, partiamo no. da questo. Ci costano 14 No, milioni guardi di euro che io credo che siano meno di 130. Boh, va bene. Ok, quindi sono eccessivi? sono- I 14 milioni sono un po' tanti? guardi, sono... Cioè, casta per casta, no? Perché la casta politica, poi c'è anche Ma un'altra io casta. posso dire che i nostri dirigenti hanno avuto un taglio del 10% quando gli abbiamo rinnovato il contratto. Sì, però adesso... Hanno avuto l'incremento dell'Istat, è vero, quindi che ha parzialmente sancito questo. Il tema, a mio avviso, non è quanto costano, ma quanto producono. fanno? Allora, su questo io posso convenire con lei e con i cittadini che un dirigente deve assumersi la responsabilità soprattutto dell'aspetto burocratico. Ma su questo non è che voglio difendere i dirigenti, anche perché sono fermamente convinto che la prima risorsa di un ente siano le risorse umane. Anche a 200.000 euro all'anno, va bene? Ma non credo che ci siano dirigenti che prendano 200.000 euro Al primo 214? Forse uno, forse uno. Per il secondo è a ruota 180, 160. Quindi... Ma io so che noi abbiamo 3 fasce che partono da 145, 125 e 115. Poi non escludo... Berlasso 214.000 euro all'anno. Sì, Berlasso ha un contratto particolare perché sì. Vabbè, comandano più i politici e i dirigenti. Beh, l'indirizzo lo dà la politica. Lo dava la politica, sì, lo dà ma ancora. non lo dà ancora, guardi, io credo che sia fondamentale il rapporto che la politica instaura con il dirigente. Ripeto, non posso venire qui a difendere i dirigenti o a sparare sui dirigenti, però vorrei far passare un concetto. Veloce che poi le leggo quello che secondo me crea un impedimento all'espletamento del programma è l'eccessiva burocrazia, ma un'eccessiva burocrazia che pone il dirigente stesso, prima ancora che il politico, sotto una spada di Damocle della magistratura contabile e della magistratura ordinaria. Lei provi a guardare cosa è successo nella laguna di Grado e di Marano, cosa succede persino ad un consigliere regionale che era stato candidato all'interno di un partito tolto perché ha avuto un avviso di garanzia, e voglio fare il nome e cognome, Paolo Ciani, liquidato in maniera spudorata per un avviso di garanzia. Ma chi ha fatto il killer lì? Ma io non lo so chi ha fatto il killer, io sto dicendo che capisco e do tutta la mia solidarietà, anche se magari la gente non capisce. L'avviso di garanzia è un avviso di garanzia a tutela e invece è un avviso di colpevolezza. Senta, bravo De Anna, ma dia più fondi a sport minori, e bravo anche quel giovane preparato che sta accanto e il direttore non presenta mai, Gianfranco Lenarduzzi, che non è tanto giovane però. Assessore, cosa pensa dell'Euroregione? Allora, sport minori, Euroregione. Dica al signor De Anna che non esiste solo il calcio, teatro, barcolana eccetera. A Variano c'è una pista ex militare perché non fa in modo che possano andare a correre in moto. Le imprese edili rimarranno in piedi, rimaste in piedi oggi si salveranno? Questo è un discorso che faremo dopo perché appunto c'è la questione del patto di stabilità. Dato che prima parlavate del Giro d'Italia, speriamo che Enzo Cainero si ricordi di fare arrivare il Giro d'Italia a Gemona per il 40° del terremoto. Intanto sono questi qua. Allora, sport minori. Il mondo dello sport ha reagito in maniera completamente diversa dalla cultura ai tagli, perché anche lo sport avrà dei tagli, con grandissima dignità. E lo voglio sintetizzare con questa frase: siccome avremo meno risorse, lavoreremo molto di più. Allora, direttore, la questione dirimente è capire che cos'è il volontariato. Per me il volontariato è dare prima ancora di chiedere, se mai si chiede. Molti si mascherano con la faccia del volontariato e in realtà vorrebbero fare i professionisti. Scusi se torno sulla cultura. No, bello, questo è un concetto che mi piace. Allora, scusi se ritorno sulla cultura. Se un'associazione o una compagnia di prosa è amatoriale, quelli che aderiscono alla FITA, alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale o alla WILS, bene. Io credo che sono quelli che dopo cena interpretano, si allenano per rappresentare. Quando l'ente pubblico dà loro la sala per l'allenamento e la rappresentazione, dovrebbero fare i salti di gioia. In realtà poi magari scopri che, no, sai, dobbiamo delle spese perché dobbiamo far venire qualcuno. Allora voglio capire, sono dilettanti o sono professionisti? Non faccia capire, Film Commission è stato un errore allora, secondo questo ragionamento? Secondo me sì, cioè un errore nel senso che Film Commission è una realtà
che deve essere riportata o può essere riportata all'interno della direzione delle attività produttive, perché Film Commission non è cultura, è anche cultura, ma prima ancora è attività produttiva, perché porta all'interno della nostra regione risorse, perché gente che dorme, gente che gira. La pista per le moto lavariane. Abbiamo già la pista di Speedway a Terenzano, che io credo è un po' vale per le piscine, vale un po' per i palazzetti dello sport, vale un po' per i campi di atletica leggera. Non possiamo pensare di avere una pista in ogni luogo. E poi, voglio dire, non conosco la situazione, potrebbe però il signore mandarmi una mail a elio.deanna @regione.fug.it, che è la mail istituzionale, e io mi impegno ad andare a fare un sopralluogo se lui vuole insieme. Ci possono essere ancora due doppioni, scusi, tra la regione e il comune di Udine, per esempio, Reitanico, il Tiepolo? Non è un doppione. Come no? Non è un doppione. Tiepolo veronese, dall'altra parte? No, vorrei spiegarlo. Vede, il comune di Udine e Reitani, di quale io ho la massima stima, ha fatto un progetto sul giovane Tiepolo e sul Tiepolo a Udine. Tiepolo è un artista che è partito come frescante, poi è passato attraverso quella categoria o quella scuola degli artisti tenebrosi, per arrivare poi, complice anche in senso positivo Udine, alla luce e ai colori, e soprattutto alla miriade di rappresentazioni. Però lei aveva polemizzato con Udine. Non io. Cainero. Non io. Vabbè. Non io ho anzi difeso, e lo voglio dire il perché. Il percorso che ha fatto Reitani e l'amministrazione comunale di Udine è stato quello di fare un percorso su Tiepolo a Udine, nel senso che Udine diventa la città del Tiepolo. Quello che noi abbiamo fatto a Villa Manin, di cui io difendo l'operato di Cainero e rivendico anche l'imprimatur, è stato quello di una grande retrospettiva antologica che mancava dal 1971, che nei prossimi anni non ci sarà più, mentre il comune di Udine continuerà ad investire sul Tiepolo. Parliamo di altre cose che c'era anche questo passaggio sulle imprese edili. È di oggi il comunicato dell'ANCI che dice che bisogna porre rimedio alla questione dello sforamento del patto di stabilità, dice in sostanza i soldi ci sono, non possiamo spenderli. Dice che servono più di 90 milioni, chiedono un incontro al qui presente assessore. Mi dica com'è la situazione veramente e mi dica se i comuni hanno tutte le carte in regola poi alla fine. È una questione difficile che cerco di rendere il più semplice possibile. Il patto di stabilità, in sostanza, è la somma tra quanti soldi entrano in un'amministrazione e quanti soldi si possono pagare, non spendere, pagare. Allora, in passato cosa succedeva? Come in una famiglia che entra a 100 e lei fa un mutuo sulla casa, lui cambia l'autovettura oppure cambia il letto o la cucina e spende 110, 120. Nel tempo, con l'arrivo di una direttiva europea ben precisa, lei ricorderà che Berlusconi cercò di svincolare dall'Europatto le opere pubbliche e Sarkozy, che è già a casa, e la Merkel dissero di no. Bene, tradotto questo significa che per rientrare da quel 120 di spesa o 140, lei non può più continuare a spendere 100 che entra, deve spendere 80 e 90. E allora lo Stato dice, prima di tutto tu devi avere il saldo di competenza mista, entrate e uscite pari a 0, ma io non mi accontento che tu arrivi a 0, perché se arrivi a 0 devi andare a 80. Allora, delle due cose l'una. O il comune sceglie di fare opere essenziali e le finanzia, e noi abbiamo dato, ma che cosa hanno fatto gli enti locali? Io non ho mai parlato che hanno bilanci taroccati, anzi l'investimento che hanno fatto gli enti locali sono stati investimenti buoni, abbiamo speso tanto e bene, oggi non possiamo più spendere tanto anche se spendiamo benissimo. Però i mutui che entrano, perché rientrano in questo patto di stabilità? Le spiego. Allora, nel saldo di competenza mista, che cosa succede? La Regione dà un contributo al Comune che dovrebbe spendere nell'annualità, ma noi sappiamo benissimo che il Comune non riesce neanche a fare il progetto in quell'annualità. E allora fa un progetto che si intasa nel retino, non l'anno dopo 2 o 3 anni, nel frattempo il Comune ha avuto altri contributi
e non riesce a spenderle. Ecco, ma il problema che è stato sollevato anche in una trasmissione che abbiamo fatto qui a Telefriuli è quello del sistema economico, del sistema delle imprese. Certo. Cioè c'è gente che ha fatto i lavori e attende il pagamento, ci sono gli stati di avanzamento, ci sono tutta una serie di questioni che bloccano l'economia sostanzialmente. Allora, che cosa abbiamo fatto in questa finanziaria? Innanzitutto bisogna partire dal concetto che lo Stato, che ci aveva dato un target fissato ai bilanci comunali, quindi compreso il patto del 2011, che era di 80 milioni di euro, a cui si aggiungevano 105 milioni per un totale di 193 milioni, la Regione si è fatta carico di circa metà, 45%, 90 milioni. Nel frattempo però, facendo i conti degli enti locali, ci si è accorti che gli enti locali hanno sforato di altri 26 milioni. Ecco, in questo volevo... Allora, lei capisce che dagli 88 milioni noi andiamo a 117 milioni. E 117 milioni è l'unica variabile in due rigidità, in due costanti, che sono i 90 milioni che mette la Regione e i 108 milioni che ci chiedono. Cosa si può fare concretamente? Allora, o Savino riesce a migliorare la costante dei 105 milioni allentando il patto di stabilità, oppure noi dobbiamo aumentare i 90 milioni, atteso che la variabile dei 117 attualmente non sembra migliorabile. Però, direttore, abbiamo incominciato innanzitutto a togliere 7-8 milioni che sono quelle delegazioni amministrative che la Regione ha affidato agli enti locali, cioè dice: io Regione non riesco a fare quest'opera, me la fai tu per piacere Terasso, tu Lenarduzzi, e quindi queste le abbiamo allentate dal patto. Adesso andremo a Roma chiedendo di svincolare ulteriori opere pubbliche perché ci rendiamo conto che o faremo uno sforzo di cercare di aiutare ancora di più gli enti locali aumentando quei 90 milioni, ma dovremmo capire anche noi dove recuperarli, oppure dovremmo cercare di negoziare con il governo centrale un patto di stabilità che è molto un po' bene, rigido. senta qui. Come posso investire in agricoltura quando le contribuzioni regionali arrivano dopo 2 anni e le banche non mi danno i soldi? Perché non finanziate i fondi di garanzia per creare cassa alle aziende? Questo è il vero problema. Mi permetta di ritornare un momentino veloce, perché non fondi, siamo riusciti sì, a interromperla, no, quindi ma mi questo è il permetta risultato. di ritornare nei fondi europei. Lo voglio dire in maniera... Nell'Interreg Italia-Slovenia noi abbiamo un rischio di perdere 2 milioni e mezzo perché non siamo riusciti a rendicontare 2 milioni. Però martedì vado su perché c'è una clausola di salvaguardia che dice che se per motivi eccezionali non si è raggiunto l'obiettivo, e noi abbiamo l'obiettivo perché nell'Interreg Italia-Slovenia c'è dentro anche l'Emilia-Romagna e il terremoto. Quindi questi soldi ci verranno posposti nel 2013, ma nel 2013 io credo che ci sarà un'altra criticità, cioè il bando che noi abbiamo fatto per le attività produttive 2 anni fa, che è stato completato, nel senso che è stato chiuso e completato, e poi abbiamo firmato i contratti. Quando siamo andati dall'impresa Terasso, Lenarduzzi, per firmare il contratto, lei mi ha detto, primo, che non è in grado di mettere il 25%. Secondo, a lui che gli ho detto, guarda che non ti chiedo di mettere il 25%, ti do il 100%. Scusa, ma ieri avete dato 4 milioni alle Camere di Commercio, eh? Sì, ma lei mi dice, io non sono in grado di fare l'investimento anche se tu mi dai il 100%, perché la mia azienda, se in questo momento resta ferma... Sa qual è il problema? Glielo posso dire, poi vediamo se siamo d'accordo o meno. Sì. Se la Regione deve dare soldi alle imprese, questi soldi devono passare per la provincia, la Camera di per Commercio, per le banche. Quando arrivano? Quanti filtri deve passare? Questo è il problema. Cioè, costa più il passaggio che il denaro che arriva all'imprenditore. Ma non è costa il passaggio, se lei ha il finanziamento... Voi avete dato ieri in giunta 4 milioni alle Camere di Commercio di Udine e di Pordenone. Queste Camere di Commercio devono stabilire arbitrariamente a chi dare questi soldi. Ben no, perché hanno già costruito un progetto, per esempio a Pordenone, che Sostegno conosco un po' di alle più, imprese. c'è un progetto Sostegno per alle rilanciare imprese. la zona del mobile. Però lei ha posto, il direttore, il problema, nel senso che se io vinco un progetto e sono assegnatario di un contributo, vado in banca da lui e la stretta del credito non mi consente di anticipare. Addirittura di fronte a un decreto della Regione, molte banche nell'impiantistica sportiva non concedono l'anticipazione del credito al privato se non porta a garanzia la propria casa. Allora lei capisce che è destinatario di un contributo assegnato con decreto della Regione, che dovrebbe essere garanzia del credito,
E purtroppo anche questo è... Abbiamo già cominciato a sforare ampiamente, però un passaggio sulla scelta di Blasoni di lasciare la politica, non so se per sempre non si dice mai, mai dire No, mai, ma insomma... no, guardi, io posso dirlo, ho parlato con Massimo in tempi non sospetti. Credo di essere uno che con lui si è sempre comportato e ci siamo anche consultati. Massimo è una risorsa per il nostro partito e lui aveva questo progetto, lo posso dire, dice io sono giovane, vorrei tentare una carta romana al Parlamento, mi sento pronto per fare questo salto perché ho anche mezzi per investire nella campagna elettorale e addirittura è chiaro che se faccio questa scelta salto la regione perché sono talmente giovane che posso pensare, in caso di esito negativo, di aspettare un turno per poi ripropormi magari nella politica. Chi l'ha fatto fuori? Sa, lì bisognerebbe parlare a livello romano, io per non avere nessun problema, l'ho sempre detto. Non mi sono interessato. No, non mi sono interessato, non ho mai neanche aspirato ad essere candidato. Ah, ho capito. No, Scusa, posso chiedere una cosa? Può. È la questione del comunicato di Blasoni di oggi, no? E si sa che c'è questa questione giudiziaria che la perseguita. Dice fatti risalenti al 1990. Avevo 25 anni, ne sono passati quasi altrettanti. Ora bisogna capire se un errore riverbera i suoi effetti per sempre, ma soprattutto se non continuano invece più le cose fatte. Io lo chiamo diritto all'oblio. Cosa pensa lei del diritto all'oblio? Guardi, c'è il rischio. Si hanno messo in circolazione Curcio, che è andato a fare conferenze nelle scuole. Io credo che quando uno ha pagato o ha chiuso la propria posizione con la legge e con la magistratura e anche con la società. Non con la politica però. Deanna si è dimesso 4 mesi prima, lui da coordinatore comunale, ha gettato la spugna a lui, non è stato capace di aggregare, non è stato capace di creare un partito, non è stato capace di fare nulla, imporre Simone Bressan, coordinatore provinciale, e Nistri, suo uomo, coordinatore comunale. Questa è la verità, cioè bisogna andare fino in fondo alle cose, non rimanere in superficie, non rimanere in superficie. Guardi, mi Deanna, permetta, non rimanere in superficie, questa è la realtà. Guardi, cioè, la politica mi permetta di fare questo, va vista fino in fondo, non mi soltanto in permetta di fare superficie. questo ragionamento. 2. Vorrei partire da Gottardo. Ma veloce, perché abbiamo un messaggino che chiuderà Bene. la trasmissione. Gottardo, terzo in lista. Si può dire di tutto di Gottardo, ma io sono convinto che non si meritava questo trattamento, nel senso che uno che ha sostenuto lealmente Tondo, ha cercato di tenere insieme un PDL quando precipitava nei sondaggi e soprattutto un PDL che è molto diverso da Pordenone, Udine e soprattutto Trieste. Paolo Ciani, fatto fuori dalla lista perché aveva un avviso di garanzia. Moretton, fatto fuori dalla lista, lì aveva più legislature, ma soprattutto anche lui perché aveva un avviso di garanzia. Blasoni, che gli si riverbera il passato, di quanti anni 25 fa? 25 anni fa. Vabbè. E poi parliamo di garantismo, mi fermo. Allora, noi siamo un chiudiamo... partito che si chiama Popolo delle Libertà. Della libertà. E poi il nostro amico è anche di ispirazione radicale. No, ma io non io facevo un ragionamento politico, non mi aspettavo questa intemerata. Ma in questo caso non è politici, ingiustificabile. Cari politici, siete degli economi incompetenti, troppo pagati, troppe consulenze esterne e i bandi presi al minimo non sono poi controllati quando viene fatta la revisione prezzi. Lì c'è il trucco. Credo che questo sia... No? Allora, io posso condividere un percorso di questo, nel senso che la temporalità dei 2 anni. Non accetto una cosa, il voi politici, io sono io, rispondo per me. Se quello mi dice, o chiunque, voi politici, gli prendo il dito e glielo rompo in 4 pezzi. Io rispondo per me. Quindi lei non è un professionista della politica? Lei abbia la cortesia, signore, di dirmi tu o lei, Elio Deanna, politico, e io lo aspetto. Ha però una grande possibilità. Se è della provincia di Pordenone, la prossima volta non mi vota. Benissimo. Riduzione dei consiglieri regionali? Vediamo. D'accordo? In chiusura una telefonata, ci dicono. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Io vorrei chiedere al signor Deanna se si rende conto dei soldi che sta spendendo per insegnare il friulano nelle scuole, quando un friulano di Aquileia mi dice che spendere i soldi per imparare a quelli di
di Tarvisio o di giù di là. Io oggi sono stato all'ospedale di Udine. Sulle porte c'è scritto tutto in inglese. Ma perché si sa che l'inglese sarà la lingua del domani? Forse, il mandarino. forse potrebbe essere il cinese o il russo. Il mandarino. No, Va bene. no, è l'inglese. Va bene, abbiamo capito il concetto. Sa Si qual è sta la spendendo prima, un sacco di soldi per il friulano. Sa anche qual è questa la una prima cosa- lingua parlata al mondo? Non mi dica il mandarino, cinese, il mandarino. no, non mi dica la lingua più parlata nel mondo. Bravo. L'ispanico. L'ispanico. E non è l'inglese. È l'ispanico. Sa che c'è stato un tentativo di passare all'euro, anche la Cina, e poi invece sono tornati al dollaro. Allora, perché si insegna il friulano nella scuola? Telegraficamente. Noi siamo una regione multilingue, dove 600-700 mila persone su 1,2 milioni parlano il friulano, o sono di estrazione friulana, 130.000 parlano lo sloveno e 25-30.000 parlano le lingue tedesche. La nostra regione, che è speciale per il multilinguismo, ha una legge che, inserita nella 482, tutela queste 3 minoranze linguistiche e per norma statale dà delle risorse per far vivere queste 3 minoranze linguistiche nella scuola. È evidente che nella scuola non si può parlare 30 lingue friulane. Bene. E quindi questo è il percorso. Bene. Se me lo dice con 4 parole, le leggo l'ultimo messaggino. E la provincia di Udine? La provincia, Quattro di parole. la provincia di Udine andrà ad elezione perché chi li parla, che è assessore competente, non potrà esimersi da convocare i comizi elettorali in assenza di un pronunciamento della Corte sui ricorsi oppure di una legge regionale che dica, potrebbe dire, di posporre le elezioni in autunno. Anche se il PD si ritira. Molto bene. Molto bene. Gianfranco, grazie A all'assessore voi. Anna, che ha Arrivederci. mostrato ancora una volta di Alla che parte hai prossima volta. fatto. Prove tecniche, va alla prossima settimana. Settimana. Saluti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.